Il Lascari Cefalù non ha intenzione di fermarsi e ospita tra le mura amiche del Santa Barbara una Sant'Angiolese che invece è alla ricerca di punti pesanti in chiave piazzamento, magari, chissà, alle soglie della zona playoff. Però la squadra di mister Claudio Grimaudo è in fiducia, sta bene, fa punti e soprattutto ha bisogno di mantenere lì la sua posizione a cavallo tra la seconda e la terza posizione. Il primo pericolo però lo creano gli ospiti con questa conclusione dalla distanza. Fiducia sempre in traiettoria, la palla finisce comunque fuori. Insiste la squadra ospite con questa corsa sulla fascia destra di Tuccio, uno dei più ispirati in casa Sant'Angiolese. Bravo Fiducia qui a smanacciare, ma attenzione a quello che accade un minuto dopo. Minuto 8, ripartenza Sant'Angiolese, qui sempre in vantaggio Gatta, che però commette un brutto errore, consente a Oddo di scappare via. La trattenuta è vistosa, inevitabile. Il fallo e l'espulsione, 82 minuti più recupero per il Lascari Cefalù con l'uomo in meno. Le proteste di mister Grimaudo forse più all'indirizzo del suo giocatore, poi il calcio di punizione battuto proprio da Oddo, la palla che si perde però sopra la traversa. Prova a venire fuori alla distanza pian piano il Lascari Cefalù qui con la giocata sulla destra di Ventura. Ventura che converge, vede Macaluso, Macaluso si gira, calcia a incrociare col destro, la palla colpisce il palo e si spegne fuori a portiere battuto. Prima palla gol della partita per il Lascari Cefalù che insiste ancora sulla fascia destra, ancora con Ventura che prova a puntare l'avversario, riesce anche a saltarlo, poi propone questo bel cross al centro per Mocciaro, colpo di testa fuori misura, ma è il primo squillo di uno dei grandi protagonisti di questa partita. Calcio d'angolo, la palla che arriva al minuto 20 sul piede di Volpini, che attaccante non è e lo dimostra in questo caso calciando di fatto addosso al portiere avversario. Minuto 27, direttamente dal rinvio di Fiducia si crea questa palla gol per il Lascari Cefalù con Mocciaro che vede il portiere fuori dai pali, prova a beffarlo, la palla però esce, ma attenzione, minuto 34, calcio d'angolo, Mocciaro la vede scendere, rovesciata, ancora in rovesciata, ancora Denny Mocciaro e ancora vantaggio Lascari Cefalù, come contro il Geraci. Denny Mocciaro delizia il pubblico del Santa Barbara che va in visibilio per il suo attaccante, Sultanza anche un po' che va a sfogarsi, forse tanta pressione, tanta tensione che si vede tutta in questo errore da parte di Denny Mocciaro, non da lui. 39esimo minuto, tentativo di Tuccio per la Sant'Angiolese, la palla sopra la traversa richiede invano una deviazione il numero 7 della Sant'Angiolese che poi attacca ancora una volta al minuto 44 con questo tentativo, ma nuovamente Tuccio sarà protagonista pochi secondi dopo, ancora una volta direttamente dal rinvio di Fiducia, la palla arriva dalle parti di Oddo che serve proprio Tuccio ancora ad incrociare col destro, Fiducia è battuto, lo salva la traversa e si va al riposo con la Sant'Angiolese sotto nel punteggio ma decisamente in crescita, e lo vediamo anche in avvio di secondo tempo con questa palla che arriva in area di rigore, c'è il colpo di testa e ancora Fiducia a volare sopra la traversa a metterla in calcio d'angolo, ma dopo un paio di cambi ordinati da mister Grimaudo, proprio chi entra in campo fa la differenza. Una punizione che arriva in aria, Cangelosi riceve da Sferruzza e con il destro batte il portiere della Sant'Angiolese, 17 più recupero alla fine, salgono a 2 i gol di vantaggio di un Lascari Cefalù che trova il gol nel suo momento di maggiore pressione, ma dall'altra parte la Sant'Angiolese non vuole mollare, discesa sulla sinistra con la palla che verrà poi messa in mezzo dopo una finta, riesce a saltare il suo avversario, mette al centro il pallone per Tuccio, non poteva che essere lui a segnare il gol che riapre la partita per la Sant'Angiolese. Poi l'esultanza a 11 dalla fine, provano a tornare in corsa gli ospiti che qui usufruiscono al minuto 83 di un calcio di punizione. La conclusione che arriva adesso è la parata di Fiducia a terra ad evitare il gol, poi un momento di tensione che scaturisce in un cartellino rosso per Spinella, il quale perde completamente la testa, scalcia da terra un avversario e viene mandato in anticipo di qualche minuto sotto la doccia, ma ormai siamo in pieno recupero. Tenta l'ultimo assalto, l'assalto finale, la Sant'Angiolese, la palla però arriva comodamente dalle parti di Fiducia che raccoglie il pallone, si accartoccia sullo stesso e appena sente i 3 fischi il direttore di gara può alzarsi e poi esultare con i suoi compagni per un'altra vittoria pesante del Lascari Cefalù. Da Sportisir è tutto, alla prossima!